Qualche giorno fa in prefettura i prefetti di Venezia e di Treviso hanno convocato i sindaci dei comuni che stanno sull'asta del Medio e Basso Piave per una riunione che riguarda lo stato idrico e idrogeologico del Piave. Cosa è emerso da quella riunione, Sindaco? Beh, intanto dico che si è trattata di una riunione importante che attendevamo da tempo, dove finalmente la Regione, avendo ricevuto i soldi per poter procedere alla progettazione degli interventi, ha voluto fare il punto, chiedendo alla Prefettura di fare un po' da regista, un po' dei passaggi successivi dove diciamo, ci sono delle esigenze di un territorio che è quello del medio e basso corso del Piave da tutelare, visto che stiamo parlando di almeno 100.000 persone che potrebbero essere a rischio nel momento in cui ci fosse una rottura degli argini o un evento di piena straordinario. O meglio, straordinario forse non è più una parola da utilizzare perché la frequenza di queste situazioni si ripete purtroppo velocemente nel tempo. Cosa è emerso? È emerso che c'è una chiara volontà di procedere con gli interventi di mitigazione del rischio, in particolare partendo con quello previsto presso il comune di Crocetta, Ciano del Montello, che non sarà risolutivo per evitare quello che è avvenuto nel 66, ma sicuramente un primo passo importante in quella direzione. Nel frattempo, visto che tutto questo iter prevederà almeno 4 o 5 anni tra il tempo di progettazione e quello di realizzazione, l'altro elemento emerso è la necessità di procedere speditamente e in maniera regolare, continua e approfondita anche con la manutenzione del tratto inferiore. Sandona Di Piave, come sindaco, cosa la preoccupa nel breve periodo? San Donà è la città più popolosa lungo il Piave a partire dalla sua origine sino alla foce. Insieme ai comuni vicini di Noventa, Fossalte e Musile arriviamo a 70.000 abitanti di fatto e quindi sono numeri importanti. Cosa ci preoccupa? Ogni sindaco è preoccupato nel momento in cui viene eletto e pensa speren che non mi tocchi a me. E quindi ogni stagione può essere a rischio, in particolare quella autunnale, come abbiamo visto anche quest'anno, e quella primaverile. In attesa che si compiano questi interventi importanti, curare bene la manutenzione, come già si è cominciato a fare, insomma anche coinvolgendo i privati che sono frontisti rispetto al fiume, e poi anche potenziare l'attività di protezione civile. È chiaro, non risolve, non anticipa il problema, ma almeno essere pronti, così come è avvenuto in questi anni, per lenire quelle che possono essere le conseguenze. Ecco, quindi servono progetti strutturali che partano da monte, quindi ci sono dei finanziamenti dello Stato per 1.600.000 euro per quanto riguarda il progetto di Crocetta, progetti che poi dovranno essere fatti e attuati, ci vuole tempo, ci vogliono anni. Nel frattempo i comuni cosa possono fare? Solo stare a guardare? Beh, intanto anche solo condividere un progetto, tenendo conto che sicuramente qualche territorio la preoccupazione la esprime, sto pensando al sindaco di Crocetta che quindi vedrà realizzarsi queste opere che magari non riterrà prioritarie rispetto così, alle proprie valutazioni. Va fatto un percorso anche di accompagnamento della popolazione, però è sicuramente necessario e indispensabile perché altrimenti non stiamo parlando di salvaguardare la vite, la coltivazione della vite, ma di salvaguardare vite umane. Ecco, questa è sicuramente la priorità.